Questo progetto, Circuito ZTL Network, che ormai ha, 10 anni, ha una duplice valenza. Da una parte semplifica sicuramente gli spostamenti dei cittadini con disabilità, dall'altro, agevola moltissimo anche il lavoro degli operatori comunali e, rappresenta anche un risparmio economico nei confronti dell'amministrazione, comunale. In quanto prima dell'istituzione del circuito ZTL il sistema che non riconosceva, la targa all'interno della propria white list emetteva in automatico, una sanzione nei confronti di quel cittadino che magari aveva, l'autorizzazione per passare all'interno del varco ZTL, ma che semplicemente magari non si era ricordato di, avvisare il comune del suo passaggio.